Assessore Lucchetta, tempo di bilanci per la Pieve in Rosa, che edizione è stata quest'anno? Allora, quest'anno è stata un'edizione davvero fantastica, è stata un'edizione con diverse novità, è stata un'edizione rivisitata, rinnovata rispetto alla scorsa, ma che ha avuto comunque importanti conferme, quali appunto i circa 2000 partecipanti, che per noi non è solo un numero, ma è un'importante conferma che questo format funziona, che è un format che unisce non solo il valore e la figura dell'importanza della donna all'interno della nostra società e comunità, ma che dà valore anche all'intero nucleo dell'intera famiglia. Quindi per noi è davvero non solo un evento, ma è una grande opportunità che offriamo non solo a Pieve di Soligo, ma all'intero nostro territorio. Oggi poi tutto questo si concretizza con un'importante cifra che viene donata a scopo benefico. Sì, sicuramente oggi è un giorno memorabile perché appunto c'è stata la donazione di questo importante ricavato che per quanto riguarda l'amministrazione comunale si tratta di più di 5.000 euro, unita poi ad altre due importanti donazioni da parte del gruppo di Proloco di Pieve di Soligo della cifra di 1.000 euro e dal primo club di Frecce Tricolori di Pieve di Soligo di 250 euro. Io ringrazio in modo particolare queste due realtà, queste due associazioni che hanno manifestato una grande sensibilità e una volontà di collaborazione ed unione per questa iniziativa per noi importante. E presto vi metterete già al lavoro per la terza edizione. Allora, sicuramente ci sarà una terza edizione, adesso c'è un pochino di attesa per tempi tecnici, ma ci metteremo subito e quanto prima al lavoro per regalare ed offrire una terza edizione con ancora ulteriori novità e sicuramente con tante sorprese. Vi aspettiamo.